La giustizia e l'efficacia delle istituzioni si basano sul comportamento pacifico e inclusivo della società. In Italia, nel 2018, sono stati commessi 345 omicidi volontari e si tratta di un tasso che negli anni è diminuito per gli uomini, ma è rimasto stabile per le donne. Ogni anno si registrano circa 150 casi di femminicidio, dunque si registra la morte di una donna all'incirca ogni 2 giorni. Il lockdown ha inciso negativamente sulla violenza mortale sulle donne. Nel 2020 c'è stato un aumento del 10% dei femminicidi con vittime conviventi. Da non trascurare è il numero di casi avvenuti per mano di soggetti dichiarati incapaci di intendere e di volere. Sono aumentate anche le chiamate al numero verde 1522, attivato dal Dipartimento per le Pari Opportunità, per le donne vittime di violenza e stalking. Secondo l'Istat, le telefonate all'1522 nell'ultimo anno hanno raggiunto quota 26.500. Cosa possiamo fare? Sostenere tramite donazioni i progetti che aiutano le donne in difficoltà, ad esempio le case rifugio. Essere disponibili ad aiutare chi presenta difficoltà in situazioni di disagio. Manifestare e denunciare situazioni di pericolo, disagio o diseguaglianza ad associazioni e forze dell'ordine. Per approfondire questa e altre tematiche sulla sostenibilità, iscriviti al corso di base sullo sviluppo sostenibile di UniUd.